I venditori abusivi, infastiditi dai controlli, si ribellano e circondano un finanziere, mentre un passante riprende la scena col telefonino per poi denunciare l'accaduto su Facebook, come da ormai consolidata tradizione. La scena surreale per chi non ha familiarità con i problemi dell'abusivismo nella città più bella del mondo, in poche ore ha fatto il pieno di commenti dai toni a dir poco violenti, frutto dell'evidente esasperazione dei residenti veneziani rispetto a un fenomeno di cui si parla e straparla da anni, ma per il quale nessuna soluzione si è finora rivelata efficace. La questione della difficoltà di fare un'azione di polizia ovviamente è un po' difficile da descrivere in linea generale. Normalmente siamo tutelati, anche perché siamo dei lavoratori, a gestire queste cose in piena sicurezza. A volte capita che il numero dei soggetti è talmente alto che comincia a diventare un po' difficile. Secondo il comandante dei vigili, i rischi per le forze dell'ordine si possono realmente evitare solo in presenza di una schiacciante superiorità numerica. La vera verità è che bisogna impegnare molte risorse per fare questo, perché bisognerebbe essere almeno il doppio delle persone che si va ad ingaggiare. Comunque le cautele sono sempre massime nel tentativo che appunto non siano i lavoratori e i cittadini ad andarci in mezzo. Sul fronte della prevenzione, invece, va registrata l'escalation di campagne informative dai toni sempre più forti. L'ultima, nata dalla collaborazione tra prefettura, comune e università, punta a scioccare i potenziali acquirenti attraverso la riproduzione di un paesaggio da scena del crimine tra Cagli e Campielli.